Si preannuncia un fine settimana con il rischio acqua alta a Venezia. Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile con la Polizia Locale ha diramato un bollettino segnalando che, a partire da domani, venerdì e per i prossimi giorni, le previsioni meteorologiche propongono una configurazione favorevole al fenomeno dell'acqua alta. Per domani mattina, venerdì 8 novembre, abbiamo emesso una previsione di 105-110 cm. Questa è legata al passaggio di un fronte perturbativo che proprio nella mattinata di domani potrebbe portare venti di scirocco sul medio-alto Adriatico. Anche il centro meteo dell'Arpa Veneto ha rilevato che questa settimana sarà caratterizzata dall'ingresso a più riprese di masse d'aria da nord-ovest di origine polare che coinvolgeranno nel Veneto correnti umide dai quadranti meridionali. Il tempo sarà perciò instabile con nuvolosità e precipitazioni in varie fasi e con una situazione particolarmente perturbata nella giornata di domani. Attenzione anche per la prossima settimana. Stiamo monitorando anche le previsioni per la prossima settimana, infatti sono previsti il passaggio di alcuni impulsi perturbativi molto profondi che potrebbero essere associati a venti di scirocco di una certa intensità. Per questi eventi però è meglio seguire gli aggiornamenti della previsione che saranno sempre più frequenti nei prossimi giorni. Da domenica infatti l'arrivo di un profondo fronte atlantico potrebbe causare un ulteriore aumento del livello marino in corrispondenza con i massimi astronomici. L'invito ai cittadini è perciò quello di rimanere costantemente aggiornati seguendo l'andamento delle previsioni.